Lanfranco nacque a Pavia in una nobile famiglia. Sin da giovane mostrò un carattere forte e caritatevole e il suo destino sembrava già tracciato verso la santità. Consacrato vescovo, Lanfranco si distinse subito per la sua fede incrollabile e per il suo impegno a difesa della Chiesa. In un'epoca di grandi conflitti, Lanfranco lottò strenuamente per proteggere le proprietà della Chiesa, attirandosi l'inimicizia di molti potenti cittadini di Pavia. Questi, offesi dalla sua fermezza, lo trattarono con disprezzo e lo perseguitarono, costringendolo a cercare rifugio a Roma, dove trovò conforto presso il Papa. Il ritorno a Pavia fu difficile. Ormai, stanco delle lotte, Lanfranco decise di ritirarsi in un monastero dove trascorse i suoi ultimi giorni. Morì lasciando dietro di sé una scia di miracoli e di storie che avrebbero alimentato la sua fama di santo. Un giovane di nome Giovanni, detenuto ingiustamente e sottoposto a dure catene, invocò l'aiuto di Lanfranco, promettendo di servire per sempre il convento se fosse stato liberato. La notte seguente Giovanni sognò Lanfranco e al risveglio trovò le catene aperte e lui libero. Le guardie, incredule, ispezionarono i ceppi e non trovarono segni di effrazione. Giovanni fu graziato e iniziò una nuova vita al servizio della Chiesa. Un altro prodigio avvenne quando Uberto, ferito gravemente durante un tentativo di fuga dal carcere, invocò Lanfranco. Il mattino seguente le sue ferite erano miracolosamente guarite e le stesse guardie che lo avevano accoltellato testimoniarono il miracolo. Il miracolo più straordinario avvenne quando Alberto, condannato a morte, iniziò a pregare ferventemente Lanfranco mentre veniva portato alla forca. Dopo 3 tentativi di impiccagione falliti, durante i quali Alberto continuava a pregare senza soffocare, le autorità furono costrette a riconoscere l'intervento divino e a concedergli la grazia. Anche la giovane Gelasia, ingiustamente accusata di aver avvelenato il fratello, fu salvata dalle fiamme grazie all'intervento di Lanfranco. Questo miracolo è immortalato in un bassorilievo scolpito sull'arca che conserva il corpo del santo nella chiesa. Lanfranco, uomo di pace e di fede, dedicò la sua vita alla riconciliazione e alla difesa della Chiesa. I suoi miracoli e la sua santità lo resero amato e venerato, un faro di speranza per tutti coloro che cercavano giustizia e misericordia. La sua storia continua a ispirare e a commuovere, ricordandoci il potere della fede e della perseveranza. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.